La scienza ha provato che una volta, ogni tanti anni, il Mar Rosso ha una bassa marea, così bassa che tu ci puoi passare in mezzo, attraversandolo da una parte a quell'altra, a piedi. E così la scienza ha detto: sicuramente quel giorno, come c'è scritto nel racconto biblico, le acque si divisero. In realtà è stata questa bassa marea che ha permesso al popolo di Israele di attraversare il mare da una parte a quell'altra. Sai, la Bibbia è piena di episodi come questi. La caduta delle mura di Gerico, la distruzione di Sodoma e Gomorra. Questi sono solo alcuni esempi di catastrofi naturali provate dalla scienza avvenute nella Bibbia. Solo che quello che io non riesco a spiegarmi è com'è possibile. Com'è possibile che proprio in quel giorno in cui il popolo di Israele era davanti al Mar Rosso e l'esercito egiziano li stava inseguendo per massacrarli, proprio in quel giorno, proprio in quel momento c'è stata quella bassa marea. Anche se la scienza ha spiegato ognuno di questi eventi, com'è possibile che ognuno di questi eventi sia avvenuto esattamente quando ce n'era bisogno? O il popolo di Dio è un popolo molto fortunato, oppure tutte queste piccole coincidenze dovrebbero farci capire che effettivamente lassù c'è qualcuno che viene in soccorso del suo popolo. E la buona notizia che ti voglio dare oggi è che anche te puoi far parte di questo popolo, e quando più ne avrai bisogno arriverà il suo soccorso.